C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, via Brigata Meccanizzata di Brescia. Sapete dove si trova? Tra via Marsala e via Lupi di Toscana. Ma questa Brigata Meccanizzata di Brescia sapete cos'è? Era una delle grandi unità dell'esercito italiano, fu costituita nel 1859, combatté nella prima guerra di indipendenza, partecipò poi alla presa di Roma del 1870 e alle guerre coloniali. Durante la seconda guerra mondiale la divisione si distinse anche nella battaglia di El Alamein, dove distrutta dagli attacchi inglesi nel 1942 fu ufficialmente disciolta. Con la riorganizzazione dell'esercito italiano nel 1975 fu ricostituita come brigata meccanizzata inquadrata nella divisione Mantova e successivamente nel terzo corpo d'armata di Milano. Restò operativa fino al 1991, quando fu definitivamente disciolta. Sentite questa, le mei eserbec e iga de becà, che mia eserbec e mia iga de mangià. Questo è abbastanza particolare, così come è incantevole la cornice di oggi, i fori imperiali a Roma. Ci sono i signori Pen and Say from England. Hello. Ok. E qua there is a typical dialect brescian, insomma un proverbio, un modo di dire bresciano, prendetela così come viene. Le mei eserbec, provi, repeat. Le mei Eserbec Eserbec e iga de becà. e iga de gabà. Sì, che mia eserbec Che è Isa Mecca Becca e mia iga e mia Iga de mangià. de mangià. Oh, quasi potremmo adottarla a Brescia, insomma, quando andrete in Inghilterra, tornerete a casa, lo ripeterete tutto unito e tutto veloce, tutto insieme ai suoi amici. Cosa hai imparato a Roma? E voi direte le mia eserbec e iga de becà, che mia eserbec e mia iga de mangià. Va bene? Bene. Ok? Bene, bene, sì. Secondo me hanno capito tutto. Wonderful Roma? Do you like Roma? Oh, Beautiful. yeah. Bella. Ciao. C'è Stefano dalla Svizzera, vero? Esatto. Che ti occupi tu, Stefano, possiamo saperlo? Io lavoro in ufficio. Allora, qui non so se in ufficio in Svizzera c'è tra i tuoi colleghi usate questa espressione, non credo. Le mei eserbec. Ripeto. Eserbec. Sì, giusto. No, bravo. Niente. Guarda, manco io ho capito. E iga de becà. Ida che te. Scusa? Iga de becà. Ida de Pega. No, le mie eserbec e iga de becà, che mia eserbec Mia Eserbecca e mia iga de becà. e mia Egeba. Boh, qualcosa così. Ma sei un artista, è bravissimo in ufficio, i tuoi colleghi li tieni tutti allegri, ste. Sì, sono allegri in ufficio. Tanto. Ogni tanto, però anche può essere molto duro. Al capo magari. Va bene, grazie. Sai che significa questo? Lo posso dire? Allora è meglio essere cornuti e avere da mangiare, beccare, che non essere cornuto e non avere nulla da mangiare. Pigliamola così. Grazie per la spiegazione. Grazie, ciao, alla prossima. Tutto. Ciao a tutti.